io immagino voi sappiate cos'è, però se noi dovessimo dire cos'è l'abbattitore, la cosa più semplice che molte volte viene detta è il forno del freddo. Forse permette di capire un po' cos'è. In realtà è una macchina che fa delle funzioni che noi oggi in casa non abbiamo. Fa il freddo in maniera rapida, veloce, che oggi a casa non abbiamo, e fa il caldo in maniera lenta. Quindi è l'elettrodomestico del futuro, perché oggi ancora non c'è. Questo elettrodomestico del futuro sicuramente ci cambierà la vita, ovviamente in meglio. In poche parole, la macchina cosa fa? Se dovessimo proprio sintetizzarla, permette di conservare la freschezza, che è quella che noi andiamo a comprare al mercato, per un tempo più lungo. Quindi noi oggi andiamo al mercato, prendiamo quello che ci serve, usiamo il frigorifero, a durata media 2-3 giorni. Da domani con l'abbattitore noi andiamo al mercato, compriamo quello che ci serve, lo portiamo a casa, lo lavoriamo o lo semilavoriamo, cioè facciamo delle preparazioni parziali, lo passiamo all'abbattitore, la durata minima è di 7 giorni, per qualsiasi tipo di cibo, anche il più delicato. Quindi l'abbattitore permette di conservare questa freschezza in una maniera ancora migliore del frigorifero. Non sostituisce il frigorifero, ma si affianca al frigorifero. Quindi in buona sostanza, noi da utilizzatori, come ci cambia la vita? Perché dovremmo comprarlo? Allora, i motivi sono tanti, perché poi la cosa divertente è che noi partiamo dalla nostra esperienza e poi veramente spesso i clienti ci raccontano che fanno delle cose che ci sorprendono. Il motivo, secondo noi principe, è che questa macchina permette di mangiare bene. Bene vuol dire cibi puliti e cibi di qualità, quindi con il gusto, con il colore, con quel livello qualitativo che vogliamo ogni giorno, pur non stando in cucina e non facendo la spesa ogni giorno. Perché quando si dice mangiare bene non è solo il tempo alla sera alle 8 che vado a casa e devo preparare la cena fatta bene, ma anche il tempo di andare a prendere le materie prime. Quindi delego meno all'industria alimentare, mi riapproprio di una funzione fondamentale che è quella dell'alimentazione e quindi sono certa che mangio bene io, mangio bene la mia famiglia ogni giorno.